Salve a tutti ragazzi, benvenuti al canale, io sono Gabriel367 e oggi bentornati ragazzi e benvenuti su Farming Simulator 22, serie Made in Veneto, prima parte del nono episodio. Prima parte. Ci sono due sorprese ragazzi, allora, questo è il nuovo mostro in farm, che sta tirando il vecchio glorioso Ermo, però con un Vomero in più. E ho messo anche questa mod, la Enhanced Vehicle. No, sì, Enhanced Vehicle. Cioè la mod che, vedete, sono i bloccaggi in basso a destra, vicino alla P. Questo è il freno di stazionamento. Aspettate. Adesso sto schiacciando l'acceleratore, non parte perché devo mollare il freno. Ok, mollato e parte. Così mi sono stato per cavare il 4x4, mentre questo è per bloccare i differenziali. E poi posso anche far così o così. Vabbè, cioè, o se no posso anche bloccarli differenzialmente, però non mi interessa. Comunque, 8345R, 392 cavalli. Potenza ne ha. Raga, sto fare in notturna perché è strafigo. Con tutti i fari casto bestione. E raga, se sentite il sound fatto bene così, è perché allora vi lascio i link delle mod dell'Enhanced Vehicle e di King sì, King Mods, dove ho trovato 8R 2009. Questo bel bestione qua con questo sound soprattutto. E raga, comunque in questa prima parte andremo a finire di errare. Nella seconda parte vi presenterò il bestione nuovo. Sì, perché ho fatto dei cambiamenti nel parco macchine. Se no era una roba impossibile, cioè ho dovuto fare dei cambiamenti nel parco macchine, aggiornandomi col 75 che poi ormai non ce la faceva più, con i suoi 200 cavalli, 209, sì. Sì, perché poveretto non ce la faceva più con i suoi 209 cavalli. E allora ragazzi, ecco qua. Allora, un attimo che guardo quanto siamo di minutaggio. Solo 2 minuti. Vai, vai. No problem. Oh, non ghiaccia il tasto. Retro. Mi devo girare sull'arato purtroppo, ma vabbè. Aratro, porca miseria. Non mi ricordo come si... No, come si gira, cazzo. Come... Ogni tanto... Cioè, mi dimentico di girarlo. Che miseria. Raga, perché... essendo abituato al nuovo mezzo... che ha uno stirpatore... Non dico neanche la marca perché... perché è una roba interessante che viene dal 19. È una cosa molto interessante, ma non voglio fare spoiler. Nella seconda parte lo vedrete. Penso il mio... Sì, penso che sia il mio trattore preferito. Cioè, raga, no, sono inciso se scegliere tra questo e l'altro trattore. Cioè, no. È una scelta difficile perché sono tutti e due macchinari fottutamente italiani e fottutamente potenti con un sound brutale nella realtà. E su Farming questo perché ha un sound migliore. Però... Il bestione è sempre il bestione per me. Cioè dai, è sempre quella macchina, porca miseria. Che raga, io non voglio far spoiler perché facendo spoiler no...
Cioè, poi sarebbe una brutta roba perché voglio fare la copertina con la sorpresa proprio, voglio fare una roba fatta bene. Porco cane, perché scatta così il video? Ah, vabbè. E si dirà comunque finché registro mi guardo le live. Di Andrea del 1988. Se non lo conoscete, scrivete su Twitch, su YouTube Andrea del 1988. Andrea, ti ho fatto sponsor! Boh. E comunque sì, è già stato battezzato, raga, si è caputato più di una volta, perché ho messo l'area balancement. No, vabbè, sì, la mod del bilanciamento. E comunque, raga, non vi, no problem, vi lascerò le mod in descrizione. La mod dell'8R, dell'Enhanced Vehicle. E non metto nessun'altra mod. Beh, 8R, Enhanced Vehicle. E magari metto la Rea COG, Rea Center of Gravity. Magari. Ma devo vedere. Che ora è? 9:30, che bello. Bene. Dai, che mancano solo le testate. Là. Là. Perché si è aperta la mappa? Ecco. E madonna, che sound dall'interfaccia, un po' di pur sound. Ok, finito il momento pur sound. Comunque, raga, quando è in corsa 53 all'ora è una roba della Madonna. Cioè, raga, è una roba impressionante il sound. Poi lo dovrò provare col bossini alla prossima raccolta. Cammegeria, oh. Boia. Ci deve essere qualcosa sotto il coso. Sotto la sedia che sgrinza, ma vabbè. Allora, comunque... Oi là, perché... Dai, ogni tanto non prende il pedale. Vabbè, comunque ci siamo. Mamma che brutto rumore fa sta sedia. Allora, mo ci giriamo senza andare. Posso? Porco cane! Ma... magari anch'io se giro il versuro, magari. Mamma mia, oh. Porco cane. Là. Così. Bene, bene. Bene, bene. Là. E vediamo se carica la live. Non carica manco la live, vabbè. Sbassa. Là.
Lag, per favore. Don't lag, brother. Va bene. La che inquattata. Comunque ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando raga, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi. E bello a tutti raga. Ciao, alla prossima.